Sì, allora, Donna Cecilia è una ricca borghese che ha aperto il suo salotto per questi incontri. In questi incontri si parla di letteratura, di arte, sono invitati uomini, donne, personaggi della cultura del momento e a questi incontri praticamente partecipa anche Elide, che viene a sapere per caso di questi incontri, dice tutta Pordenone ne parla, tutta Pordenone spettegola un po' di questi incontri perché è un salotto un po' particolare, non si parla solo di cultura, di arte, di letteratura, ma si parla anche di questioni sociali, perché proprio tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento attorno a Pordenone si sviluppano tutta una serie di fabbriche tessili, in particolare cotonifici. Si parla, nel romanzo si parla di uno di questi cotonifici, il cotonificio veneziano, che è stato fondato prima a Venezia dal conte Cantoni e che poi acquista nel 1866-67, acquista anche i cotonifici che sono nei dintorni di Pordenone. Quindi praticamente questo cotonificio veneziano conosce un notevole sviluppo proprio tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del 1900. La situazione nel cotonificio è una situazione che riguarda le donne, perché la maggior parte degli operai, delle operaie sono proprio donne e vanno in fabbrica a partire dai 12 anni e cominciano una vita diversa. La realtà dei dintorni di Pordenone è una realtà di campagna, come diceva Antonio, anche il Veneto orientale è ancora campagna e qui ci sono grandi poderi, grandi proprietari e la terra viene lavorata da braccianti e da contadini. Ma l'arrivo delle fabbriche porta un cambiamento sostanziale, perché c'è questo spostamento dalla campagna che comincia ad avere un momento di crisi verso le fabbriche. In particolare per le donne il lavoro in fabbrica rappresenta un momento di libertà in un certo senso, un modo per sfuggire dalla tutela almeno parziale del marito o del padre. In fabbrica trovano altre donne, incontrano, possono parlare, cantare, perché sembra che sia abbastanza consuetudine per loro cantare durante il lavoro e poi trovano anche la solidarietà di altre donne, scoprono questo elemento, la solidarietà. Io ho potuto consultare una tesi di laurea degli anni 70, del 1970, dove sono raccolte tutta una serie di storie di operaie che hanno lavorato nel cotonificio veneziano proprio all'inizio del Novecento, intorno al 1910-1912, hanno iniziato a lavorare da giovanissime, ancora da ragazzine. E queste testimonianze raccontano proprio dell'importanza di questa esperienza. Questa esperienza per loro è stata veramente liberatoria. Molte di loro non hanno avuto la consapevolezza della dimensione, diciamo, sociale, politica di questo passaggio dalla famiglia, dal lavoro della terra alla fabbrica, però per tutte loro è stato un momento importante di emancipazione proprio e alcune di loro poi sono tornate a casa, sono tornate a fare le casalinghe, per moltissime di loro soprattutto quando il marito o la situazione familiare era più favorevole, tornavano a casa, quindi rinunciavano al lavoro, però per molte altre è stato veramente un momento importante e alcune di loro, quelle più sindacalizzate, poi hanno partecipato e promosso degli scioperi e hanno anche, diciamo, alcune di loro sono state anche in carcere. Aggiungo una piccola parentesi, il sindacato non è stato molto benigno nei confronti di queste donne che si sono molto adoperate, che si sono anche sacrificate
anzi non ha avuto nessun riconoscimento nei loro confronti e praticamente venivano accusate di assenteismo quando non partecipavano alle riunioni sindacali perché dovevano, finito il turno in fabbrica, dovevano occuparsi del resto della famiglia praticamente. Ecco, chiuso l'inciso, tornando al discorso dei salotti da cui eravamo partiti, quindi nel salotto di Donna Cecilia si parla anche di questa situazione. I salotti sono una realtà importante di cui si conosce poco e soprattutto in questo momento storico, perché sono salotti gestiti da donne, è uno spazio privilegiato in cui la padrona di casa è lei che gestisce l'incontro, è lei che sceglie l'argomento, è lei che fa gli inviti. Diciamo che è uno spazio riservato alle donne, è un po' in disparte rispetto alla società, al resto della società, però è comunque uno spazio in cui le donne possono esprimersi in maniera più libera.